Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Спасибо. Bene, grazie al compagno Vladimir che ci ha salutato, ci ha mandato un saluto per la nostra trasmissione dedicata all'economia il giovedì e benvenuto al compagno Claudio Borghi Aquilini che è qui in studio con noi. Benvenuto, dicevamo, sul coro dell'Armata Rossa, avrete riconosciuto senz'altro l'inno dell'Unione Sovietica e l'Internazionale, che ci introducono alla conversazione di oggi. Cadono come il cacio sui maccheroni, perché siamo tintinnanti di rubli in questo studio che ci traboccano da tutte le sacchette disponibili. Oltretutto proprio adesso che sta svalutando a manetta. Tra l'altro è un buon investimento il rublo in questo periodo, lo chiedo al responsabile economico della Lega Nord, che come sappiamo è tornato dalla Russia, anche lui, con un valigione pieno di rubli, di carta moneta, che serve come l'oro in questo momento, anche se è svalutato. Comunque, buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. Basta che ce l'hanno di più, se è svalutato. Buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, che è con noi come tutti i giovedì, e al di là delle celie, diciamo così, e al di là dei titoli di prima pagina su articoli mirabolanti oggi sui giornali, c'è un articolo sul Foglio bellissimo di Cristina Giudici, che sono anni che si occupa della Lega e che adesso ha scoperto che per un pugno di rubli padani si può fare di tutto, la Lega può fare di tutto. E c'è un mistero anche, c'è un giallo, perché nel suo viaggio a Mosca Matteo Salvini è scomparso per 4 ore, perlomeno la Giudici non l'ha visto, e c'è il fondato sospetto che il pugno di rubli sia stato racimolato proprio in quelle 4 ore lì. Speriamo che ne abbia racimolati abbastanza. Vedremo. Li ha messi nella felpa. Li ha messi nella felpa, e la felpa è imbottita di rubli. Peraltro prodotta a Lodi, non in Francia, come dicevano. Infatti io quando è arrivato Di Floris a guardargli la felpa, no? Io temevo, non tanto perché scoprisse che era fatta da qualche altra parte, no, seminari, ma temevo che scoprisse dietro i panetti di rubli che erano ancora dentro. Intanto però, visto che siamo in tema di contributi audio, video, in questo caso non video, ma audio, no, sentiamolo, perché c'è un ragionamento da fare in caso di uscita dall'euro. No, l'ha fatto Paolo Mieli. Il documentario che avete mandato sul Montenegro ci fa capire che cosa è la vera questione. Lasciare l'Europa, litigare violentemente con l'Europa e andarsene, come forse dovremmo fare, perché le opinioni pubbliche si mobilitano in questo senso, in un asse fatto da destra e sinistra, ci farà andare inevitabilmente in quella zona Montenegro, cioè pochi ricchissimi, cafoneria dilagante, prostitute, ragazze che possono, che così, insomma, era evidente quello che si vedeva, e molti poveri a cui va la simpatia dello spettatore, perché sono meglio quei signori che hanno una pensione di 78 euro al mese, 140 euro al mese, e questa è l'Europa che troveremo
l'Europa la delle paura parti. che c'è dietro l'angolo. Se usciamo Allora, questo non era un commentatore di secondo piano, era il nobile direttore del Corriere della Sera, e ex direttore e opinionista di primissimo livello, Paolo Mieli. Ma peccato che è tagliato il video, perché poi dopo quel "ma se usciamo" era Matteo Salvini in sottofondo che dice "ma allora se usciamo siamo assaliti da mignotte e cafoni". Beh sì, facciamo la fine del Montenegro, non inteso come amaro, ma come lo Stato della Repubblica del Montenegro, che ha introdotto tra l'altro anche la flat tax, anche lì. Sì, e no? che peraltro vabbè, Mieri dimentica che ha l'euro, perché il Montenegro è una roba strana, no? E pur non essendo nell'Unione Europea hanno deciso di prendere l'euro perché storicamente avevano preso prima il marco tedesco, non so, a loro gli piaceva così. Quindi ma al di là del fatto dell'ignoranza appunto del fatto che Montenegro avesse l'euro, io l'avevo visto in diretta, avevo ovviamente commentato, no? E segnali mi cascano veramente le braccia, perché qui a questo punto, se gli argomenti sono ridotti a evitare la cafoneria, c'era tutta la rete che rideva, insomma. A un certo punto c'era uno, mi ricordo, che diceva: io una volta mi ero anche avvicinato al Montenegro, ma poi sono girato al largo perché temevo dei cafoni. Le prostitute un po' meno. No, le prostitute per carità. Ma non lo so, ma se ha paura delle prostitute, ma vada ad Amsterdam, non lo so, qualcosa del genere, mi risulta che ci sia. Comunque questo era di martedì, la trasmissione di Floris sulla cafoni, Sette. Poi siccome siamo in vena di citazioni, io me lo vedo con una tazza in bonciaina, no, di Darjeeling, lui col mignolino che beve, col mignolino cosa, dice: oddio, che cafoneria, non vorremmo mai uscire dall'euro, metti che arriva un cafone, no? Visto che siamo in tema di trasmissioni, però saltiamo dalla 7 a Agorà su Rai 3, perché c'è un altro spezzone. Poi entriamo nei discorsi, diciamo, più seri, e sentiamo anche gli ascoltatori, perché questa settimana, tra l'altro, è la settimana che culmina con l'incontro di sabato, e con una presentazione. In questo caso sì, diciamo, abbiamo scherzato un po' all'inizio di trasmissione, ma l'argomento è serio, che è quello della riforma fiscale, e ne parleremo anche con i nostri amici ascoltatori tra pochissimo, e ascoltatrici. Intanto però facciamo un salto anche su Agorà. Borghi, eccoci qua. Allora, mi racconta lei, che però insomma non è fuori dalla politica, è un economista, è stato uno dei principali artefici della battaglia anti-euro in campagna elettorale. Qualcuno dice che lei è un ideologo di Salvini, della Lega, almeno sul piano economico. Certo, sul piano economico noi è responsabile. Sono responsabile economico della Lega Nord. L'hanno fatta responsabile, diciamo. Però sul piano economico noi raccontiamo, adesso il disagio dei forconi è relativo, mentre la storia davanti a Montecitorio dei dipendenti della Croce Rossa Italiana è vera, cioè questi ragazzi da domani perdono il lavoro nel momento in cui questo diventa un ente privato, insomma. Beh, ce ne sono tante di storie, ogni giorno c'è solo l'imbarazzo della scelta, ogni giorno in Italia lentamente chiude qualcosa, e peccato che non solo non si faccia niente, ma si faccia danno. E infatti io, quando ho visto le storie diciamo del degrado di Roma, mi fa un doppio rammarico, perché prima cosa vedo uno schifo che non mi piacerebbe vedere, seconda cosa queste storie distolgono poi da altre storie che sono magari un pochettino più pulite, ma che fanno ancora più danni. Non so, per esempio, ne cito due. Ieri abbiamo scoperto che la brillante battaglia per il Made in Italy, che doveva essere il fiore all'occhiello del semestre di presidenza di Renzi, è finita in zero, in niente. Scopriamo che il gasdotto South Stream, che forse qualcosa serviva sia alla nostra economia, sia alla nostra principale azienda, vale a dire che è l'ENI, cancellato per via delle sanzioni alla Russia. E io mi domando, ma dato che le cose non sono solo queste, cioè la lista sta cominciando a diventare un pochettino lunga, perché va bene Roma, però abbiamo, non so, per esempio Montepaschi, abbiamo Orsoni a Venezia, sempre PD, abbiamo deputato del PD di Renzi, perché era la Leopolda, no, di Stefano, che alle cronache vedo che girava in Svizzera con milioni nelle valigette, con milioni di contanti. Io dico, qual è il limite per cui il PD
sta a casa un attimino e fa un po' di pausa. Allora, io vorrei c'è Mussi che le vuole dire una cosa, però le vuole ricordare qualcosa. No, ma io vorrei ricordare una cosa, che in Piemonte per un rimborso spese di 40 euro, vorrei ricordare che in Piemonte per un rimborso spese di 40 euro, i famosi pantaloncini, la Lega è stata ferma un giro. Nessun problema, cioè nel senso uno sbaglia anche solo per 40 euro e poi si sta fermi un giro, va bene così. Mi domando, cos'è il livello, cos'è il costo perché il PD stia a casa un giro? Dobbiamo aspettare arrivare al miliardo, dobbiamo aspettare arrivare al fallimento, dobbiamo aspettare arrivare a -5 di PIL? Non lo so, me lo dicano, così poi dopo almeno sappiamo quando arriva che andiamo a fare un fischio a casa. Bene, allora Montepaschi, in effetti, che fine ha fatto la vicenda Montepaschi? Ma non so, non va di moda parlarne. E a proposito di Roma, marcia, mafia e compagnia bella, non so se mafia stia in piedi da un punto di vista giuridico, non mi interessa in questo momento, però lì c'è un problema sotto che è quello delle cooperative, no? Del sistema delle cooperative, che hanno indubbi vantaggi di varia natura, fiscale, legislativa e anche sul piano delle regole del lavoro. Non a caso, mi sembra, Claudio, io su questo ho insistito molto, non so se sei d'accordo anche tu, ma mi pare che sia significativo il fatto che ministro del lavoro del governo Renzi sia stato fatto il presidente della Lega delle Cooperative e che il primo provvedimento subito preso a tamburo battente appena si è insediato il governo nella primavera scorsa fu un decreto chiamato decreto Poletti, che in sostanza andava ad agevolare il mondo del lavoro dal punto di vista però di chi tiene le fila delle cooperative. Fu chiamato decreto Poletti, era un decreto che era ben visto da questo mondo, è stato utilizzato da questo mondo, cioè c'è un conflitto di interessi enorme che fa capo al ministro Poletti, ma che fa capo anche a tutta la galassia delle cooperative, che fanno anche da banca. C'era un giusto articolo, secondo me, ieri sul Fatto Quotidiano di Giorgio Meletti che diceva: questi raccolgono 11 miliardi di euro di risparmi, poi capita come in Friuli che falliscano 2 cooperative con 20.000 persone e più soci coinvolti, per carità, ci hanno messi loro i soldi, sono diventati soci delle cooperative e hanno investito lì, quindi è sempre una scelta individuale, però non c'è sorveglianza, fanno da banca senza le regole per le altre banche e sono 11 miliardi di raccolta, che non è una cifra trascurabile, disprezzabile, no? Quindi c'è sempre il doppio standard, quello che dicevi tu, le mutande verdi e la galassia di miliardi e di interessi economici che invece passa in secondo piano, perché anche questa storia di Roma ci sono i nomi, no? Un paio di nomi in vetrina, ma tutto quello che c'è dietro se ne parla poco. No, ma è un modus operandi abbastanza frequente della sinistra questo, cioè vale a dire appena vanno al governo subito fanno qualche colpo di mano, cosa che mi fa pensare che non è che l'interesse sia tanto il dire ma noi aspetta andiamo al governo perché vogliamo fare qualcosa per il paese, vogliamo cambiare, no, andiamo al governo perché così sistemiamo le nostre cose possibilmente velocemente. Ci ricordiamo qui non so, per esempio in Lombardia qualcuno si ricorda cosa sono stati i primi atti, no? Non appena a sorpresa qualcuno di sinistra è andato al governo in una regione che in teoria non dovrebbe vedere nulla di sinistro, no? Da questo, cioè, ci ricordiamo Penati, insomma la provincia di Milano è sempre stata del centrodestra, no? Non appena a sorpresa arriva Penati, cosa fa? Non gli par vero, subito parte con quello che sappiamo, subito parte con regalare soldi pubblici in quantità incredibili, già accertati dalla Corte dei Conti, no? A dei suoi amici, strapagando un'autostrada. Ricordiamo cosa ha fatto Pisapia, cioè il secondo dopo che è arrivato, no? Perché uno dice questo genio, questo luminare, uno sta lì a guardare se è più o meno pulito il cestino della spazzatura, ma si dimentica, perché ovviamente le cronache dei giornali e dei media controllati da loro non ne devono parlare, che la prima cosa che ha fatto è stato svendere gli aeroporti. Cioè, mettendo Tabacci, no? Ce lo ricordiamo, adesso poi è sparito, ha fatto il suo lavoro, no? E dopo che ha fatto quello per cui era comandato, no? Vale a dire prendere e sistemare la questione aeroporti, che era il bene più prezioso, no? in mano al comune, ecco che viene accantonato perché ha fatto quello che doveva fare. E quindi io dico sempre, ma va benissimo, cioè le situazioni di criminalità, no, quando vengono fuori devono essere perseguite con la massima durezza. Io temo che in Italia questi scandali, no, o soprattutto andare a prendere cose che sapevano tutti, no, perché la cosa insospettabile
a un certo punto uno dice va bene, può anche fare notizia, no? Ma in questo caso è come, non so, dice, vado in discoteca e scopro che c'è la droga, no? Incredibile, no? Cioè, io ho fatto una retata alla discoteca, ho scoperto che c'erano delle pasticche di ecstasy, no? Sui giornali, no? Per 40 giorni, per robe che... Oppure, abbiamo fatto delle rilevazioni indipendenti sulla Milano Laghi e abbiamo scoperto che la gente va più veloce di 130 all'ora, no? Quando l'autostrada è vuota. Ma non l'avrei mai detto. Oppure, ma lì a Roma qui c'era qualcuno che rubava, no? sul pubblico. Ma incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Quando si va a prendere qualcosa di noto e gli si dà un rilievo pazzesco, mediatico, no? Temo che la ragione sia distogliere l'attenzione da cose un po' più grandi, un pochettino più gravi. Qui in questo caso è venuto, direi, abbastanza bene, no? questa questione, perché si poteva buttare tutta l'attenzione, tutto il faro su Alemanno, no? Che secondo me di tutti questi qua, non dico che è quello che c'entra di meno, no? Ma in ogni caso non mi sembra che sia la figura centrale, no? Di questa rete di malfattori, però veniva bene perché evidentemente è sufficientemente bollito, no? da potergli dare contro benissimo. Intanto evitare che arrivasse troppa colpa addosso al PD, no? Che invece dovrebbe essere responsabile. Governano loro, cazzo, ma è una cosa che io veramente non capisco mai. Governano loro, si scopre qualcosa, è colpa di quelli che c'erano prima. Non governano loro, anche se hanno governato fino al giorno prima, è colpa di quelli che sono appena arrivati. Fatto sta che non si sa come mai il PD non c'entra mai, no? Eppure, ripeto, come avevo detto lì ad Agorà, abbiamo notizie di deputati del PD renziani, perché uno può dire magari, cioè, uno della vecchia guardia, così. Io non do mai colpe se un partito si rinnova, no? E c'è qualcuno che era lì dai regionologiche precedenti e va bene, ma questo signore che a quanto pare, questo Di Stefano, chiamiamo le cose come col loro nome, che risulta... Attenzione, Di Stefano che è diventato deputato, perché qualcuno, non è ovviamente una cosa probabile, però è diventato deputato perché Ignazio Marino ha preso come assessore una persona che gli ha lasciato il posto alla Camera, esattamente. Comunque codesto Di Stefano, qualcuno ha detto questo è stato un favore, diciamo, cioè, a Di Stefano, di solito no? Sì, perlomeno per uno che capisce normalmente le meccaniche all'interno dei partiti, no? Vale a dire di chi sono i primi dei non eletti e così via, che poi vengono fatti salire in una maniera o nell'altra. Di solito questo è questo Di Stefano, che a quanto risulta, a quanto dicono le piccole cronache che uno riesce a vedere, perché non vengono i titoloni, no? Andava in Svizzera scortato oltretutto dalla polizia e c'aveva le valigie con dentro milioni di euro. Ecco, questo qui, pensa a te, mentre lui portava le valigie con i contanti, alla Leopolda di Renzi era incaricato da Renzi di gestire il tavolo di discussione sulla moneta digitale. Cioè agli altri lui congegnava come mettere la carta di credito a tutti, e dall'altra parte lui invece si teneva le valigie con i contanti e fallisce il semestre europeo senza far niente, e stiamo andando eppure improvvisamente saltano fuori le distrazioni. Ecco, io sarei prudente. Anche sulla storia di Roma, alle spalle di Roma capitale ci sono 22 miliardi di debito della città. Dettagli. Che non mi pare appunto un dettaglio, no? È un'altra delle questioni strutturali rimaste lì in sospeso. Allora, 11 miliardi li raccolgono le cooperative facendo le banche senza avere però la vigilanza della Banca d'Italia e le regole per gli altri. 22 miliardi sono il buco della città di Roma, fa niente, tanto tutti i soldi che abbiamo messo. Vabbè, questo è un altro discorso, però prima della pubblicità, anzi c'è la pubblicità, mandiamola subito. Vuoi farti trovare dai clienti nel mare del web? Scopri il giallo! Con SEAT Pagine Gialle, grazie alla partnership con Google, puoi pianificare campagne pubblicitarie sul web per promuovere la tua attività e ottimizzare al massimo il tuo investimento. Scopri le campagne Google AdWords che possiamo pianificare per la tua attività e approfitta delle nostre promozioni fino al 31/12. Contattaci su SEAT.it. SEAT Pagine Gialle, nuova generazione di opportunità. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. La cena degli auguri
con Radio Padania. Venerdì 12 dicembre siamo al ristorante La Tortuga, via Aurelia 45 ad Andora, Savona. Menù tutto pesce, polpo e patate, trofi e patate pesto e fagiolini, orata, dolce della casa, acqua e vino a partire da sole 30 euro. Lo staff di Radio Padania, i politici della Lega Nord ti aspettano venerdì 12 dicembre ad Andora, Savona. Prenota subito al 335 48 54 94 335 48 54 94. Grazie. Bene, allora torniamo in diretta, poi ci spieghi, Claudio, chi è Alvin Rabushka, che sarà a Milano e che sarà protagonista dell'incontro per illustrare la proposta di flat tax della Lega Nord. Sabato prossimo potremo ascoltarlo in diretta anche a Radio Padania Libera. Però prima volevo chiederti due commenti su altri due fatti del giorno, ovvero le parole di Beppe Grillo, che ha tirato in mezzo ieri la Lega, Salvini, messo lì per togliere noi dal confronto dialettico a parte dell'establishment, e ha detto in sostanza che invece la loro idea, quella di fare un referendum, ne abbiamo già parlato, sulla moneta unica, è un'idea buona. E dall'altra parte invece c'è all'orizzonte anche la questione delle elezioni in Grecia. Pare che la lista Tsipras sia favorita, però oggi anche sul Corriere mi sembra ci sia un'intervista allo stesso Tsipras, il quale dice in sostanza: cancellateci una parte del debito e così almeno l'euro può vivere. Quindi attribuisce un valore prioritario sostanzialmente alla tenuta della moneta unica rispetto alla situazione greca. Lo sapevamo. Non è un nemico, diciamo, della moneta unica, non è un critico della moneta unica, anzi dice: fate come la Germania, come avete fatto con la Germania nel 50, abbuonateci una parte del debito in maniera tale che la moneta unica possa stare in piedi. Ecco, su queste due questioni volevo la tua opinione, e poi parliamo però di Rabushka, di chi è il professor Rabushka, e apriamo le linee sulla flat tax principalmente, che è l'argomento della settimana. Ok, andiamo in ordine di importanza, parliamo di Tsipras, no? Poi Grillo viene molto dopo. Tsipras, cominciamo a capire una cosa. Lui dice: non vogliamo uscire dall'euro, abbuonateci il debito. Allora, cominciamo a capire che il debito della Grecia sono soldi nostri. No? Questo giusto per capire chi è che deve abbonare il debito, no? Vale a dire, tu ascoltatore in questo momento che stai sentendo, hai pagato IMU, hai pagato TASI, hai pagato TARI, hai pagato IRPEF e così via. Buona parte di questi soldi, vale a dire al momento siamo 63 miliardi di euro, sono andati in prestiti a Grecia, Cipro, Portogallo, tutto per tenere in piedi l'euro, no? Quindi tu sei stato tassato, hai dovuto fare sacrifici, magari anche da disoccupato, perché ricordiamo che questo geniale sistema che ha messo in piedi Renzi, Letta, Monti è quello di tassare anche quelli che non lavorano, per tramite di casa, per tramite di risparmi e così via. Questi soldi sono andati alla Grecia e adesso c'è uno che dice che non ve li restituirà. Ma noi lo sapevamo già che non ce li restituiva. Per questo li abbiamo sempre considerati come perdita, nonostante qualche gonzo ci venisse a raccontare in televisione che in realtà erano un bellissimo investimento, no? Questi fondi salva stati, che in realtà era una meraviglia, che ci rendevano chissà quanto, no? Ecco, il fatto è questo però, che già una volta la Grecia ha rinegoziato il debito. Lo rifacciamo? Cosa risolviamo? Nulla risolviamo. Allora, in questo momento la Grecia sta legittimamente, dal suo punto di vista, io non la approvo moralmente, ma legittimamente dal suo punto di vista sta comportandosi come si comporta Roma, come si comporta una regione del sud, cioè vale a dire cerca, essendo messa in un sistema economico sbagliato per la sua economia, e di questo non è colpa sua, cioè è stata messa in questa gabbia esattamente come ci hanno messo noi, quindi lì purtroppo non è per niente colpa dei greci, ma essendo che dal lato di quelli che adesso i soldi li ricevono,
perché alla fine ci sono questi forti trasferimenti monetari da parte dell'Europa e da parte nostra in favore della Grecia, a questo punto si sono meridionalizzati, vale a dire, dicono ma se ci chiudono il rubinetto qua non è che noi andiamo particolarmente bene, quindi non solo vogliamo che il rubinetto rimanga aperto, vale a dire che ci diano ancora più soldi, ma vogliamo non restituire poi dopo i soldi che ci sono stati portati, che ci sono stati dati. E mi spiace, ma così facendo si apre la porta all'assistenzialismo continuo di uno Stato per gli altri e non andiamo a casa più. Io sono convinto che bisogna dare dei soldi alla Grecia di risarcimento per quello che gli è stato fatto, però sono convinto che dovrebbero darglieli la Francia e la Germania, perché la colpa di quello che è stato fatto alla Grecia è stato che veramente siamo vicini al genocidio, secondo me, per quello che è stato fatto a quel popolo. Dovrebbe essere pagata da chi l'ha causato. Però non è possibile neanche mantenerli nella stessa situazione, cioè come dire, io ti tengo in un posto dove è pieno di microbi, così facendo poi ti continuo a regalare le medicine, no? Tu devi uscire dal posto tossico, no? Quindi devi uscire dall'euro, tu Grecia, devi essere messo in condizione di rimetterti in piedi con le tue gambe, poi devi andare via da solo, libero, indipendente. Io questo futuro che rischia di essere paradossalmente quello che avevano disegnato in molti per noi, io non lo voglio. Io la ciotola del cane mi spiace, non è una cosa che penso che nessuno debba ambire. Cioè io non voglio ricevere un soldo da altra gente per dire grazie a nessuno. Noi siamo in grado di lavorare, siamo in grado di stare in piedi da soli, però dobbiamo uscire anche noi dalla parte tossica. Però la differenza fra la Grecia e noi è sostanziale, la Grecia viene pagata, noi paghiamo. Ma questi 240 miliardi sono di più probabilmente, di cui si è parlato, i famosi aiuti alla Grecia. Ma dove sono finiti materialmente? Che soldi sono quelli lì? Sono finiti. Allora, tu dai dei soldi alla Grecia, la Grecia li spende, nel momento stesso in cui arrivano nelle tasche di un cittadino, il cittadino cosa fa? Estingue parte del mutuo o parte del debito che aveva con la banca tedesca. E quindi poi dopo questi soldi prendono la strada di Francoforte. C'è stato uno studio preciso che ha fatto vedere bene dove finivano poi dopo alla fine questi soldi. Alla fine finivano tutti in Francia, in Inghilterra, in Francia, Inghilterra, Germania, cioè nelle banche dei paesi forti che avevano prestato poi soldi alla Grecia, che quindi rientrano dei loro crediti sconsiderati, no? Cioè quindi delle linee di credito che avevano aperto senza pensarci, rientrano con i nostri soldi di consumatori camuffati da solidarietà. Non so, è come dire che abbiamo uno che ha contratto dei debiti con un altro e viene a chiedere la carità a noi, e noi gli facciamo tutta la carità e questo non mangia e ripaga poi dopo i crediti di quell'altro. Insomma, se io ho fatto un prestito sbagliato dovrò ben subirne le conseguenze, mica le devo mettere sul conto di un lombardo, sul conto di un piemontese, sul conto di un veneto, perché alla fine è quello che sta succedendo. Cioè, adesso ci dobbiamo prendere anche carico, già abbiamo i nostri problemi, no? E ci prendiamo carico invece di ripagare i crediti della Germania. Cioè, adesso sembra un po' troppo il trasferimento fiscale al contrario. Invece arriviamo a Grillo. Perché secondo te insiste così tanto su questa questione del referendum consultivo? Ma allora, Grillo innanzitutto è una delusione incredibile. È una delusione incredibile perché io sinceramente il giorno dopo dei risultati delle politiche ero contento, ma lo sanno, cioè nel senso lo sanno perché lo twittavo, poi avevo scritto anche ad alcuni dei grillini che conoscevano per fargli complimenti e così via, perché in una maniera o nell'altra pensavo che potesse essere diciamo così, uno dei veicoli per costruire un'alleanza anti-euro, no? Invece poi dopo l'orrida realtà è stata differente, vale a dire che costoro non hanno la minima intenzione di uscire dall'euro, si dà una finta soluzione che ho spiegato in tutte le maniere, perché non solo
non serve a niente, ma è addirittura potenzialmente molto pericolosa o dannosa, come quella del referendum. E oltretutto si distoglie da quello che in teoria uno dovrebbe fare, vale a dire costruire un'alternativa. Da una parte veramente mi fa molto ridere vedere un Grillo che fino a non molto tempo fa diceva, quando gli nominavano la Lega, diceva: no, ma perché parli della Lega? La Lega è morta, la Lega non c'è, non esiste, passiamo ad altre cose, queste robe morte. E adesso piange perché dice che li oscuriamo, no? Dice che facciamo bene, quindi sono molto contento da quel lato lì, perché quando fai il fenomeno, poi dopo un pochettino di mazzate nei denti, forse quando ti rendi conto che per le tue colpe forse dovresti espiare, perché penso che Grillo abbia delle serie colpe, non altre cose. Ma la prova di vedere chi è in buona fede e chi non lo è indubitabile. Vale a dire, se tu veramente vuoi qualcosa, ti siedi a un tavolo e parli con altri che dicono di volere qualcosa, la stessa cosa tua. A quel punto ti metti lì, e se per caso fosse che uno di questi mente, vale a dire che in realtà non vuol fare, lo vedi subito. No, lui invece, Salvini ha fatto una cosa che aveva tutto il diritto di mandarlo a quel paese proprio in diretta, visto quello che diceva, faceva, e vista la spocchia con cui prendono esattamente le nostre cose e le ricicciano come loro. Perché è incredibile, no? Se uno guarda sul sito di Grillo, guarda sulle domande e risposte per l'euro, c'è esattamente copiato, ma col copia e incolla, il nostro libro, il mio, diciamo, nostro perché l'ha fatto la Lega, mio perché l'ho scritto io, libro del Basta Euro, no? Quello che tuttora si può scaricare. Ma è fantastico che dicono come se fosse farina del loro sacco, no? I seminari prendono, fanno il copia e incolla, lo mettono da tutte le parti, dicono roba nostra. E quindi avrebbe avuto ogni diritto Salvini di mandarlo a stendere, perché arriva dopo, perché quando serviva non c'era, e perché arriva con l'arroganza tipica di come dire adesso ci pensiamo noi, no? Eppure ha fatto la cosa che un uomo di Stato invece deve fare, vale a dire, il secondo dopo in cui Grillo ha detto al Circo Massimo: siamo contrari all'euro, e mi piacerebbe sapere come e che modo è stato deciso, perché c'è la democrazia partecipativa, democrazia diretta, ma invece improvvisamente sono diventati contro l'euro senza fare neanche uno straccio di voto, no? Però votano invece per le liste bloccate, no? Del direttorio e quelle altre belle cose lì. Bene, il secondo dopo che lui ha detto noi siamo contrari all'euro, Salvini ha detto: bene, incontriamoci e vediamo se è possibile fare una strategia comune. No, radioattivo. No, non ci incontriamo, non serve a niente, noi andiamo per la nostra strada e facciamo un referendum. E mi spiace, allora, la malafede grida la malafede in questo caso, no? Cioè, non è da guardare con la lente di ingrandimento, è evidente, è sfacciata. Ma lascia veramente, mi sembra che i trend siano abbastanza chiari. Questi partiti qui che nascono senza storia, senza una base, senza niente, sull'onda della protesta e così via, vanno bene se poi dopo riescono a consolidare, riescono a diventare grandi. Invece io vedo da tanti comportamenti, sia di Grillo che di alcuni pasdaran che lo sostengono, che in realtà c'è un'involuzione. Non mi sembra che stiano diventando grandi, anzi, ci sono delle cose da trattare che sono più grandi di loro, ci sono delle cose che sono molto, molto importanti per la storia del nostro paese e vengono affrontati con i fotomontaggini, con Belsito, con le cose. Ma, cioè, signori, se qui si sta a rinfacciare le cose successe 50 anni fa e similari, e che poi ricordiamo non c'entrano niente, con quello che si dice la Lega governa da 20 anni, no? Va bene, la Lega governa da 20 anni, fenomeno, te lo dico molto chiaramente. Qui oggi è l'11, Matteo Salvini è diventato segretario il 15, quindi fra 4 giorni. È un anno. Dell'anno scorso, no?
Ora, mi sembra che una cosa che non ha mai fatto Salvini è negare alcuni errori del passato. Allora, dato che ci sono stati gli errori, ma ci sono state anche delle cose gloriose, mi sembra, e dato che in generale star lì a guardare nel momento stesso in cui c'è uno che ti sta rapinando, piuttosto di scappare, tu dici, ma tu però quando avevi 15 anni hai rubato la marmellata, quindi io sto qua a farmi rapinare dal ladro piuttosto che vedere di fare una cosa insieme a te, perché chissà come mai. Dall'alto poi dopo di una verginità che deriva semplicemente dal fatto di non aver ancora governato da nessuna parte, perché vediamo benissimo che i grillini sono gente scelta a caso. Sono gente scelta a caso, con un sistema scelto a caso, con un numero di voltagabbane in Parlamento incredibile. Ricordiamo gli Orellana, adesso una è andata con l'NCD, ci sono, se non mi ricordo, sono una quarantina in tutto. Sì, circa 40 che hanno preso e di fatto stanno tenendo su il governo attualmente. Per cui veramente io sono amareggiato. Peraltro strutturalmente per un movimento che ha un forte boom, che non aveva una base precedente né territoriale né politica eccetera, è fisiologico. 40 persone che se ne vanno sembra quasi normale, diciamo. Sì, però capisci che se uno dall'altra parte dice noi siamo la meraviglia, certo, cioè sta mistificando. Noi siamo delle persone prese a caso, poi dopo possiamo essere magari migliori, magari peggiori rispetto agli altri, e va bene, però io quello che rimprovero soprattutto è la malafede, prima cosa, perché ripeto, se vuoi veramente qualcosa allora ti comporti in un'altra maniera e cerchi di collaborare con chi invece questa cosa dichiaratamente la vuole, e la seconda è la competenza. Cioè non basta prendere uno a caso, cioè uno dice va bene, l'altro politico è disonesto, allora io ne prendo uno onesto, che non si sa perché questo deve essere onesto, no? Per il fatto di essere preso a caso ci sarà il disonesto e ci sarà l'onesto, ma soprattutto ci vuole il competente. Cioè per fare queste cose non devi prendere uno a caso, devi prendere gente competente, perché sennò altrimenti è come con l'euro, vale a dire, tu, dato che hai gestito male la tua sovranità, no, perché hai fatto delle cose sbagliate, allora te la tolgo del tutto e quindi dopo sei messo meglio. Ma non è vero, bisogna fare le cose bene. Non è che, come dico sempre, non è che perché io ho guidato male, allora poi dopo la soluzione è prendere una macchina senza volante. Devo cercare di guidare bene. E quindi un partito come la Lega, che prende, si rinnova, cerca di mettere persone pulite, cerca di premiare il merito e così via, è una soluzione. Vedremo poi se ci riusciremo o se non ci riusciremo, ma sicuramente il 5 Stelle è una delusione incredibile, ma penso che finiranno a zero. Allora, Claudio, adesso parliamo di sabato prossimo, dopodomani. Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, Armando Siri, presidente del Partito Italia Nuova, e Alvin Rabushka a Milano dalle 15, noi lo ascolteremo anche su Radio Padania naturalmente, parlano di una questione della quale abbiamo già parlato e della quale parliamo anche oggi, ovvero l'aliquota unica, la flat tax, la riforma fiscale. Però prima di questo consentimi una cosa, perché i giornali non ne hanno dato conto e i giornali locali ne hanno parlato soltanto stamattina, ma a poche centinaia di metri da qui c'è un uomo di 72 anni che è in fin di vita, perché nella serata di martedì 9 dicembre, nella Bergamasca, Cividate al Piano, lui e suo figlio sono stati presi a sprangate da 4 ladri che si sono introdotti nella loro azienda a Cividate al Piano. Hanno aggredito quest'uomo di 72 anni e il figlio 45enne. Ci sono ancora indagini dei carabinieri in corso, ma sta di fatto che l'uomo sta molto molto male. I malviventi avevano accento dell'est, secondo quello che hanno potuto desumere il papà e il figlio, e sono entrati appunto nella piccola azienda di questi 2 imprenditori. E l'uomo è in condizioni molto critiche, è in coma, il titolare dell'azienda, che ha 72 anni. Ci sono commenti sui quotidiani locali bergamaschi che danno conto di tutto l'orrore e l'indignazione per questo schifoso crimine. Chiudo la parentesi, lo cito perché non è stata data notizia sui quotidiani nazionali, ma è un fatto tremendo e ci sono parecchi commenti anche sui quotidiani Bergamo News e sull'Eco di Bergamo su questa storia. Intanto però
Claudio. Ci aggiungiamo anche quello che sta succedendo in Veneto, che Zai ha chiesto l'invio dell'esercito perché ormai le invasioni in casa stanno diventando all'ordine del giorno. Questo qui è un dato di fatto, diciamo, registrato dalla realtà più ancora che dalle cronache. A un certo punto però vedi che bisognerebbe, la prima cosa che fossi io, no, al governo, e penso che anche Matteo Salvini sarebbe d'accordo con me, è impunibilità assoluta per chi becca qualcuno in casa propria e gli spara. Cioè, adesso io non è che voglio fare l'elogio del pistolero o qualcosa del genere, ma è assurdo che uno ti entra in casa, arriva, si rischia di finire in coma a sprangate, perché cioè, non è che io so come va a finire una volta che entra della gente in casa, certo. in casa mia, ma se per ipotesi, come è successo a Monella, per esempio, che viene citato spesso da Salvini, uno in casa reagisce, finisce in galera. Mi spiace, ma infatti sempre nella bergamasca c'è l'imprenditore Antonio Monella in carcere perché ha reagito a qualcosa di simile. Non ho capito, l'alternativa è, cioè, se uno entra in casa mia, no, con cattive intenzioni, ho solo due alternative a questo punto: finire in coma sprangato come questo qui, oppure finire in galera. Cioè io sono fottuto nel momento stesso in cui entra qualcuno in casa mia, sono fottuto perché io ho due strade che mi portano in galera se reagisco, oppure in ospedale, o piuttosto in coma, se invece sto fermo e li lascio fare. Mi spiace, no? Scusate. Adesso se uno per strada anche aggredisce qualcuno con un temperino deve essere preso e sbattuto dentro, ma se in casa propria per difendersi poi dopo uno reagisce e invece deve finire in galera, non credo che sia. Ma il governo su questo ha progetti di depenalizzazione, come abbiamo appreso recentemente, no? Però hanno spiegato, se la vittima si oppone, allora a quel punto il procedimento va avanti. Vabbè, comunque va bene. Parliamo di flat questo tax, argomento, parliamo di flat tax e ci spieghi tu, Claudio, chi è Alvin Rabushka, che è un docente americano che ha scritto anche dei libri sulla questione della flat tax. Allora, Alvin Rabushka è un pericoloso liberista, no? Diciamo abbastanza associato con quasi tutti gli ambienti che in teoria ci piacciono poco dal punto di vista dell'economia e similari, vale a dire Mont Pelerin Society e compagnia bella, hayekiano per intendersi, quindi al contrario di quello che io Hayek, Schumpeter, di quello che io vorrei fare da una parte, però siamo sempre lì, cioè ci sono le idee buone che sono indipendenti dalle ideologie, no? Costoro, lui e il suo socio che si chiama Hall, che è un economista anche più bravo di lui, cioè con dei lavori che sono assolutamente fondamentali dal punto di vista della letteratura economica. Il libro sulla flat tax è scritto da Robert Hall e Alvin Rabushka, esatto. Avevano avuto quest'idea che quando io lessi il libro tanti anni fa mi affascinò. Perché? Perché le ricette economiche non sono uguali per tutti i paesi. Esempio banale, quello che stiamo vedendo appunto del rublo, no? Allora, la svalutazione, per esempio, che a noi aiuterebbe, non aiuta la Russia, perché la Russia esporta materie prime. E quindi le materie prime sono prezzate in dollari, quindi non cambia niente, insomma, se svaluta il rublo o meno, anzi rischia di danneggiarlo. È questo che rende affascinante anche l'economia, cioè non è uguale per tutti, non è matematica, cioè ci sono le cose che devono essere adattate alle singole realtà. È come la flat tax, in Montenegro produce cafoni e prostituti. Produce cafoni, esatto. Allora, la flat tax, vale a dire l'aliquota unica con il sistema ipersemplificato, il sistema fiscale ipersemplificato, se la applichi probabilmente in Svezia, probabilmente non va bene e dà cali di gettito. Se la applichi in un paese dove c'è, diciamola così, lassismo fiscale, mettiamola così, no? Come può essere l'Italia, invece può funzionare. E infatti io l'avevo vista proprio esattamente come una delle soluzioni ai problemi costanti, no, della storia dell'evasione fiscale. Perché? Pensiamoci un attimo. Tutti dicono in Italia c'è l'evasione fiscale, in Italia c'è l'evasione fiscale, in Italia c'è l'evasione fiscale. Abbastanza vero, nel senso che in una maniera o nell'altra, se uno appena può evadere, evade.
come l'hanno risolta fino adesso? Alzando le aliquote. Il risultato che cos'è stato? È stato che se io ero onesto venivo penalizzato, perché se mi alzi le aliquote e io sono onesto e dichiaro tutto, pago di più. Se io sono evasore, alzo le aliquote, mi fai un regalo. Vale a dire, la mia decisione di non pagare le tasse mi rende di più, perché prima evadevo 10, adesso evado 12, no? E quindi mi do delle pacche sulle spalle da solo, no? Dico, evviva! Tenuto presente che uno non evade quasi mai un pezzo di tasse, cioè non è che se le tasse gliele passano dal 10 al 15% uno dice no guarda io 10 lo pagavo, pago ancora 10 e vado il 5 che avanza, no? E similare. Di solito quando uno decide evade vado tutto. Tipicamente quindi cosa succede? Succede, lo stiamo vedendo adesso per esempio perché c'è l'evasione e c'è l'elusione, lo stiamo vedendo adesso con cosa sta succedendo con la Fiat. Se la Fiat prende e porta la sede legale a Londra e adesso vogliono portare via anche la sede della Ferrari, signori, alla fine io faccio scappare i ricchi e se dopo che ho fatto scappare i ricchi, dato che il conto sul tavolo è sempre quello, chi lo paga? Il povero. Quindi è proprio un'idea del belino, come direbbero i genovesi, scusate, il fatto di dire io prendo, tiro su l'aliquota a manetta, no, e risolvo così il problema dell'elusione. Io devo agire al contrario, io devo fare in modo che siano tante le persone che tirino la carretta, in modo tale che la carretta diventa più leggera proprio sulle spalle di quei poveri che in teoria dovrebbero essere sgravati. È un'ipocrisia incredibile quella della sinistra, che normalmente dice bisogna far pagare di più il ricco, perché funzionerebbe così se fossimo in un ambiente chiuso con tutto noto e tutto trasparente. Ma se io faccio pagare più ricco e il ricco scappa, il risultato è che quello che paga di più è il povero, che in realtà probabilmente era l'intento subito dall'inizio di chi fa il moralista. Allora l'idea è molto banale. Scusami se ti interrompo, però qua mi sembra che la storia italiana, non andiamo troppo indietro, diciamo negli ultimi 20 anni, 10 se vogliamo, ci dice una cosa, che la platea, diciamo, di quelli che non possono scappare dal fisco è sempre più martoriata. Sempre. E che per risolvere quello che tutti dicono costantemente essere il problema dei problemi, l'evasione e via dicendo, non si fa in realtà niente. Quindi non c'è nessun discorso di riforma strutturale, no. C'è solo un accanimento verso quelli che non possono scappare. Il problema dell'economista è che deve prendere i numeri. Se noi andiamo a prendere i numeri e pescassimo il medio, cioè vale a dire chi è quello che contribuisce, no, per la stragrande maggioranza al bilancio dello Stato, andando in media, quindi prendendo quello diciamo che è largamente maggioritario in questa figura, tireremo fuori un lavoratore dipendente del nord Italia. Quindi la grande fetta del bilancio fiscale è pagata dal lavoratore dipendente del nord Italia. A ruota il pensionato. A ruota il pensionato, però attenzione, il pensionato ci sono, in teoria dovrebbe essere trattato separatamente, quello è quello che dico sempre io, cioè è assurdo considerare la pensione alla stregua del lavoro dipendente. La pensione sono soldi miei che io ho accumulato, no, con dei contributi e che io ho tutto il diritto di vedermi restituiti poi dopo col tempo. Certo, poi per carità uno dice è ovvio che devo essere tassato, no, se sul reddito che prendevo, ma in realtà la pensione sono soldi miei e che lì purtroppo i mali della pensione abbiamo parlato tante volte, cioè c'è troppa gente che non li merita. Vale a dire, se io sono un politico, no, che ho fatto un giorno in Parlamento e poi mi prendo il vitalizio per sempre, c'è qualcosa che non quadra. Però allora abbiamo lo stacco pubblicitario, poi apriamo anche le linee, nel frattempo dopo la pubblicità prendiamo subito le telefonate allo 02 66 20 35 29 oppure via SMS al 346 6427 756. A tra poco. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano.
Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del caffè Padano. E ricorda, chi beve caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Un suono perfetto. Finalmente Radio Padania a casa tua senza più interferenze. Per le prossime feste, regalati o regala una Radio DAB. Vai sul sito radiopadania.net e troverai tutte le informazioni su come riceverla direttamente a casa tua. Oppure chiama 0266 23 4449 e lascia il tuo numero in segreteria. Aguzzate la vista. A Casale Litta Varese c'è Ottica Dakar. Da Ottica Dakar, vendita diretta di occhiali da vista e da sole, montature artigianali di produzione propria, lenti delle migliori marche, a disposizione un ottico specializzato e consegna gratuita a domicilio. Ottica Dakar, a Casale Litta Varese, via Marcobi 15. E per gli ascoltatori di Radio Padania, un occhio di riguardo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, allora abbiamo già un ascoltatore in linea allo 02 66 20 35 29 e già nel frattempo erano arrivati, prima che dessi il numero, degli SMS, alcuni dei quali poi te li cito, Claudio, perché ci sono alcune obiezioni o osservazioni, diciamo, standard in merito alla flat tax. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buona Padania, sono Maurizio Scuri da Bussarfizio. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Borghi per tutto quello che sta facendo per la Lega. E volevo dirlo che io sono un medico di base e tra le cose più portate via dello studio è stato il suo foscoletto e come uscire dall'euro. Continuavo a metterne fuori, prima timidamente uno, poi visto che continuano a sparire sono arrivato a circa 53. Bravo. Che funzionava. No, volevo dire, per quanto riguarda le pensioni e per le altre cose, io continuo a fare riallineamenti per cercare, a parte che una pensione diversa all'INPAM, per più che altro per motivi fiscali detrarre. Quest'anno tra una cosa e l'altra sono 22.000 euro di allineamento, e tenendo conto che sono stipendiati perché sono medico di base, non faccio attività privata, è un bel salasso. Pensavo di ingrandire lo studio ma non mi conviene perché tutto sommato quelle tasse mi massacrano. Ma una cosa, le pensioni in fin dei conti le avevamo già pagate le tasse, quindi secondo me la pensione dovrebbe essere una cosa tutto sommato completamente esente, perché mi sembra pagare 2 o 3 volte le stesse cose è una cosa impossibile. D'accordo. Bene, c'è un'altra telefonata, pronto? Mi raccomando, sì, sintesi massima. Buongiorno. Sono io? Sì, prego. Senta, c'è ancora il professor Borghi? Sì, è qua con noi. Ecco, io vorrei sottoporgli non un quesito, una proposta, che però faceva già parte del programma addirittura della CGIL, pensiamo negli anni 90, eccetera. E cioè lo scorporo nel campo delle pensioni la previdenza dall'assistenza, scorporare la previdenza dall'assistenza, e cioè chi ha versato per
la propria pensione, fior di soldi veri, non versamenti falsi dovuti a una leggina, a dei privilegi diciamo così un po' nebbiosi, figurativi, eccetera. Sonante. Esatto. E quindi lo scorporo proprio era nel programma della CGIL, figuriamoci, negli anni 90, negli anni 80, no? Che è incredibile che tutto finisca in un calderone. Incredibile, pieno di buchi. Bene, grazie. Ti aggiungo due cose, Claudio, così poi le citiamo. Mauro da Verona via SMS dice: primo, sento molte persone dire che la flat tax non si può fare perché occorre prima trovare le coperture. Eccolo. 2, un'uscita dall'euro comporterebbe dazi da parte dell'Europa verso i nostri prodotti. Sulla flat tax c'è un altro messaggio. L'aliquota unica giusta per i poveri cristi non è ingiusta per i ricconi che dovrebbero pagare in modo più che proporzionale? Ecco, allora dunque comincio dall'ultima. Il riccone praticamente non c'è, no? Vale a dire, in Italia non esiste, per il fisco. Come per il fisco non esiste, come quello che abbiamo detto, cioè vale a dire, se io, a parte che poi uno per carità potrebbe anche discutere se è meglio il proporzionale o il progressivo, no? O similari, perché in ogni caso non è che pagano tutti la stessa cosa, vale a dire se io ho un reddito di 100 pago 10, se ho un reddito di 1000 pago 100. Quindi quello che ha il reddito più alto paga di più, quindi il problema è vedere la progressività, cioè se è giusto che uno che ha il reddito di 100 paghi 10, mentre invece quello che ha il reddito di 1000 paghi 400, no? Per dire. Ci sta, in ogni caso dal punto di vista almeno formale la proposta della flat tax è progressiva, perché chi ha un reddito basso pagherà 0, chi invece ha un reddito più alto pagherà la flat tax, ma soprattutto però l'intento è quello, vale a dire, quando i nostri padri costituenti hanno inserito il principio di progressività fiscale, vale a dire che chi ha di più debba pagare in proporzione di più, la pressione fiscale in Italia era il 20% o sotto il 20%. Non significa progressività esproprio, cioè come sempre, no? Un'idea che poteva essere corretta, poi dopo è stata snaturata, portandola alle estreme conseguenze, guarda caso sempre a danno del cittadino, no? Per cui il fatto che ci debbano essere delle variazioni rispetto a chi ha dei redditi bassi e chi ha dei redditi alti ci sta, ma si ottiene con la deduzione, altrimenti se io prendo uno che ha un reddito alto e gli tolgo il 70-80%, no? o quello che è, e beh, come spesso succede a qualche autonomo che dovesse essere invece in regola in tutto e per tutto, il risultato è che questo evade tutto e quindi poi dopo rimane di più da pagare quell'altro. Io sono pratico, cioè a me non me ne frega niente dell'idealità, delle cose, di come dovrebbe essere nel mondo dei sogni. A me interessa far star bene le persone ora, no? Per cui, se possibile, io cerco di qualcosa che serva adesso. Funziona anche come impostazione anche su quello che diceva com'è che si chiama quello sopra? Mauro da Verona, aspetta. Ecco. Eccolo qua, no? Cioè il discorso delle coperture. Sì, Mauro da Verona, allora, esatto, funziona anche in questo caso. Vale a dire, sulla carta, no? Io nel sistema attuale devo prima trovare da chi prende i soldi da una parte per darli a un altro, no? Il risultato è che i conti non tornano mai. Perché ci si dimentica. Quel principio lì c'era già nella Costituzione del 48, sì, l'aveva inserita in Audi. No, ma attenzione, il principio diciamo inaudiano, no? Mettiamolo così, è stato anche quello in quel caso lì stravolto, cioè appunto, dice semplicemente che la legge devono spiegare come fanno a far fronte, no? Le leggi di spesa, cosa fanno fronte, ma non dice che devono essere che quello che fa fronte a una legge di spesa deve essere necessariamente un prelievo da qualche parte. Vale a dire, se io per ipotesi faccio anche qui uno dei miei soliti esempi, no? Allora, c'è una cassa con un tesoro in fondo al lago, no? Bene, allora io se vado con la gru, no, per tirarlo su, so che il tesoro vale 1000 e so che la gru mi costa 10.
la copertura, no, del mio affitto della gru, cioè del mio prendere a prestito dei soldi, no, per andare a affittare la gru e tirare sul tesoro, sarà il tesoro che troverò dopo. No, qui dice che se io non trovo dei soldi da qualche altra parte, io non lo lascio lì la cassa del tesoro, perché non è quello che ottengo con la legge, è quello immediato, no, che devo fare. Il risultato è che non torno mai ai conti, perché se io prendo, come abbiamo fatto per esempio con la nautica, e a fronte di una spesa ci metto poi dopo le tasse sulle barche e non conto le conseguenze di quello che io faccio con il fisco, vale a dire che le barche prendono e se ne vanno oltre confine, causandomi quindi un buco di bilancio, non un incasso, e non vado a casa più. Quello che uno deve pensare sono le conseguenze degli atti. Se io faccio una cosa che mi dà crescita, la mia copertura è la crescita. Se io riesco detassando a dare una spinta all'economia, eccola la copertura. L'economia riparte, ci sono più persone che lavorano, più persone che pagano tasse, guarda caso, poi dopo alla fine il mio risultato sarà positivo. Altrimenti invece uno dovrebbe spiegarmi perché per esempio i conti alla Monti non tornano mai. Se era veramente giusto che mettendo più tasse, allora a quel punto andavamo meglio e scendeva il debito, guarda caso invece alla prova dei fatti abbiamo messo più tasse, abbiamo tagliato le spese, e il risultato che cosa è stato? È stato che abbiamo più debito di prima, siamo più disoccupati, siamo più in miseria. Allora, apriamo le linee di nuovo, 02 66 20 35 29, mentre Giuseppe, credo, dice: è difficile far capire che il 15% di tasse è una cosa reale, mentre gli 80 euro in busta paga o in pensione fanno subito cassa. Certo. Mentre ce n'è un altro di messaggio, perché menano il torrone ci mancherebbero 100 miliardi con la flat tax, a basi scientifiche o è una cifra buttata lì, dice Carletto? Allora, purtroppo io ho già discusso ieri con questo peraltro stimabile economista che è Francesco Daveri, che ieri ha sparato questa cosa dei 100 miliardi. Allora, cioè che se fai la flat tax hai un buco di 100 miliardi. Buco di 100 miliardi. Allora, e questo così, lo dico così poi prendiamo il pezzo e lo prendiamo come risposta. Caro Daveri, se la flat tax la presentiamo il 13, tu metti dei numeri a caso, perché non sai le modalità con cui è applicata, non sai i numeri con cui la fai, parti solo con l'aliquota del 15%, sì, quella è giusta, ma non sai qual è la deduzione fissa, non sai a chi si applica, non sai qual è la platea, e soprattutto il tuo calcolo che hai fatto per tirar fuori 100 miliardi di buco è assolutamente folle, perché tu prendi l'attuale base imponibile, vale a dire i redditi dichiarati, no, in questo momento, e dici, vabbè, dato che c'è una deduzione fissa, io moltiplico per tutta la popolazione italiana, tutta, 60 milioni di persone, il valore della deduzione fissa, lo tolgo all'imponibile che è fatto. Scusa però, non fa onore a un economista del tuo livello fare un'operazione del genere, perché si sa benissimo che la deduzione, anche senza partire da quello che ti ho detto prima, io la deduzione ce l'ho se c'ho il reddito. Se io sono disoccupato, che cavolo deduco dall'imponibile? Cioè se io dichiaro zero, no? Sto semplicemente vivendo, consumando i risparmi. Oppure, portiamolo all'estremo opposto, se io sono un riccone e campo di rendita, la mia dichiarazione dei redditi riporta zero anche in quel caso lì, perché gli interessi sui titoli e così via sono tassazione separata. Per cui la detrazione, anche la deduzione, scusate, anche in questo caso non si applica. No, lui prende tutto, no? Dai bambini agli orfani, agli immigrati, all'extracomunità, cioè 60 milioni di persone, dice moltiplica la nostra deduzione e dice ecco, questo qui è quello che io devo togliere dall'imponibile. Non si fanno così i conti, non si fanno. Si prende il punto vero della deduzione, quanto sarà, che è inferiore ovviamente a quello che tu hai segnato, perché non si capisce perché hai preso 5.000 a fronte di un'aliquota del 15%. È ovvio che i 5.000 l'avevo preso io come esempio di deduzione, ma io avevo un'aliquota del 20% negli esempi che avevo messo per far capire come funzionava, no, all'inizio. Se scende l'aliquota, scende anche la deduzione a parità di gettito, se sale l'aliquota, sale anche la deduzione. Quindi
essendo che queste cose più o meno le sai, aspetta, fai la cortesia di aspettare il 13 e poi dopo esci col tuo pezzo, oppure se volevi qualche anticipazione mi chiamavi, dato che credo che il mio numero tu ce l'abbia, e allora potevi magari fare qualcosa. Invece io temo che questa simpatica manovra sia quella di sparare un numero che suona bene, no? 100 miliardi, che poi tanto ritorna come tante altre leggende, no? I famosi 60 miliardi della corruzione, cioè tutta roba che non c'entra nulla e che invece poi dopo diventa luogo comune, insieme con le carriole dei soldi se usciamo dall'euro. Se l'intento era quello, mi spiace, non è molto leale da parte tua. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io? Sì, prego. Sì, ciao, sono Ettore da Voghera. Senti, io volevo, quello della Black Tax ho capito benissimo, volevo invece sapere se quando è che ci spieghi qualcosa riguardo ai titoli tossici, sono quelli che in effetti hanno fondato la Grecia, ossia gli hanno prestato metti 1 miliardo di euro per pagare gli stipendi, però dovevano sottoscrivere 50 miliardi di euro di titoli che aveva magari in pancia la Germania, che però non avevano nessun valore, però loro hanno creato un nuovo debito, 50 miliardi per titoli spazzatura. Ecco, quella che ci spieghi questa cosa e come fare per vietarli, perché sono una vera truffa su cui le più grandi banche mondiali stanno soggiogando il mondo addirittura. Bene, ciao, grazie. Altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno Luca. Buongiorno. Saluto gli ospiti Borghi, è sempre molto interessante come al solito. Ma io volevo più che altro, scusate, stamattina ho un piccolo sfogo. Sono andato proprio, non pagavo praticamente nulla come prima casa, chiaramente con il magico Renzi, insomma una cifretta che per me è abbastanza importante, 180 euro. Tasi e paga. Esatto. Tasi e paga. E stamattina ho fatto il mio dovere, insomma. Però, scusate, questa cosa mi fa sentire un po' a disagio. Per pagare sono dovuto andare a prendere i soldi dei miei figli, che mettiamo via. E questa è una cosa che veramente mi sta facendo male. Capisco. Scusate, vi saluto, buona giornata. Beh, buona giornata a lei. Questa è una roba che non ha bisogno di commenti. Guarda, siamo... Cosa volete che vi dica? Cioè, siamo un popolo di persone che di una dignità, di un'onestà. Purtroppo io ho la sensazione che tante volte chi ci governa e chi dà causa a chi ci governa, vale a dire i creditori esteri, se ne approfittino di questo nostro eccesso di onestà, di questa capacità che hanno gli italiani di subire delle tasse assurde, dette, comunicate 3 giorni prima, con delle modalità di calcolo da equazione differenziale. E poi io mi ricordo veramente un'immagine che mi aveva colpito, era quando a un certo punto si inventarono la mini IMU, no? Vi ricordate? Perché l'avevano abolita, però chissà come erano riusciti a farla entrare dalla finestra, c'era questa mini IMU e c'erano congegnate anche qui con delle misure di calcolo assolutamente assurde e a un certo punto, guarda caso, il giorno dopo c'era una pioggia incredibile e c'era questa foto a Varese della gente in coda, no? Proprio tutte in una lunghissima fila di persone in coda per pagare la minimo. Ecco, loro lo sanno che noi siamo così, che siamo onesti fino al midollo e io temo che se ne approfittino. Quello che noi stiamo cercando di far passare, che sicuramente faremo passare poi dopo una volta al governo, è un principio di base. Non ci deve essere una tassa senza reddito. Cioè, non è civile che una persona per andare a pagare delle tasse debba andare a prendere i soldi dal figlio o qualcosa del genere. Non è civile che qualcuno per pagare le tasse sulla casa debba vendere la casa. Se una cosa dà reddito, da questo reddito si prelevano le tasse. Se non dà reddito,
mi spiace, non può esistere una tassazione senza reddito. Non possono esistere gli studi di settore che mi fanno pagare delle tasse se un anno sono andato in perdita. Non possono esistere gli acconti del 120%. Ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Cioè, abbiamo creato un mostro e siamo ancora e pensiamo ancora che sia la normalità. Cioè, qualcuno di noi, tanto in buona fede, è convinto che sia normale. Non è normale, così come non era normale nel ventennio, quando ogni tanto spariva qualcuno e lo mettevano dentro in un campo di concentramento. Non è la normalità. La normalità è un sistema di vita dignitoso e civile. In questo momento quello che stiamo facendo noi non è normale, quindi svegliamoci. E non è una questione veramente di politica, di percentuale, di sondaggi, uno in più, uno in meno, ho ottenuto 3 seggi in più, 3 sottosegretari. Chi cazzo se ne frega di questa roba qua? Non ci interessa nulla. Quello che stiamo facendo con Matteo Salvini non c'entra niente per avere 2 seggi in più, 2 sottosegretari, il consigliere comunale, anzi ce lo diciamo costantemente, ci interessa qualcosa di avere il consigliere comunale in più o l'assessore regionale in più, non ce ne frega niente. Noi vogliamo liberare questo paese, vogliamo liberarlo, perché così facendo non si va avanti. Allora, 2 telefonate. Intanto Giuliano ci scrive: adottando il metodo di ragionamento montenegrino, in Italia c'è già la flat tax, cafoni e prostitute ne abbiamo in quantità industriale. Questa è la famosa prova, no? Per capire quando uno dice una stronzata riguardo all'euro, vedere se per caso quello che si teme non c'è già adesso. E come vi dico sempre, il 100% delle volte, no? Quando uno dice guardate che succederà, che ci sarà disoccupazione, guardate, c'è già. Altro quesito: per la progressività fiscale prevista dalla Costituzione, articolo 53, non è logico 2 aliquote, 15 e 20%? No, non è logico, perché il sistema, la chiave del successo del sistema è anche psicologica, vale a dire ci deve essere una semplicità totale massima di utilizzo. Per cui la chiave di tutta la semplicità, devo cercare di fare una roba che sia comprensibile e calcolabile in un secondo. 2 chiamate, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Giulio, Padania Libera, sono Pierluigi D'Averno. Io vorrei dire una cosa, io sono d'accordissimo sulla tax, sull'uscita dall'euro, sull'uscita dall'Europa, eccetera, che però vengono sempre messe in discussione da 1001 difficoltà italiane, sottolineo, italiane. Un paio di mesi fa, se ci ricordiamo, una volta a novembre e una volta a settembre, se non ricordo male, in Europa sono stati fatti 2 referendum, uno per l'indipendenza della Scozia e uno per la Catalogna. In tutti e 2 i casi, l'Europa... Pronto? Sì, sentiamo. Sentiamo una scarica nel telefono. L'Europa, sia l'Europa di Bruxelles, sia il signor Brontato che sta oltre l'oceano, hanno praticamente minacciato, neanche tanto velatamente, sia Scozia che Catalogna, che se fossero usciti sarebbero dovuti uscire subito dall'Europa e anche dall'euro. Visto e considerato queste minacce, se noi domani mattina organizzassimo uno splendido referendum come già si dovrebbe fare in Veneto e se lo facessimo anche in Lombardia anziché per lo statuto speciale per l'indipendenza, non sarebbe l'occasione di uscire immediatamente, visto che ci butterebbero fuori senza alcun problema, e da questo punto in quel momento potremmo anche nella Padania, nel Veneto, nella Lombardia indipendente fare immediatamente la flat tax. Bene, altra chiamata, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Ciao Gianni. Tanto voglio farti gli auguri di Natale anche al professor Borghi, e continuano così. Anche grazie. A proposito anche del discorso che non ci interessa appunto avere 2 sottosegretari eccetera, quello che è importante è fare il programma poi del centro-sud come sarà fatto probabilmente fra qualche giorno, e non fare e non limitarci a destra o a sinistra che non esistono più, che la Lega di destra e quella lì. Fare i nostri programmi e soprattutto stare ben distanti da Forza Italia e compagnia cantante, come dice il senatore Razzi, fatti i cazzi tua, ben distanti. Bene, allora aggiungo un SMS, anche se non so perché mi è scritto male e chi lo ha mandato, però il quesito mi sembra di fondo questo qui. Allora Renzi ha detto, giornali di oggi, a fronte di tutti i dati negativi del suo governo, scrive l'ascoltatore, dopo di me soltanto la Troika, cioè a votare
Claudio. Allora, dopo di me la Troica, lo diceva anche Monti, Letta, compagnia bella. Gli ultimi tre lo governi. dicono anche quelli del Montenegro, a quanto pare. Dopo di me la Troica. Cafonica. No, va bene, comunque adesso scusa, ogni tanto prima mi ero un po' infervorato, allora sto cercando di alleggerire l'aria, perché sennò uno pensa che io sia una persona acida e così. No, cioè, per carità, cioè, tengo a quello che faccio e quindi ogni tanto mi scaldo, no? Però sono di buon carattere. Allora, alcune delle cose dette, il referendum, bisogna, cioè il referendum va vinto. Cioè, prendiamo l'esempio l'esempio della Scozia, è calzante, e anche quello della Catalogna. Cioè, hanno fatto il referendum, è cambiato qualcosa? No, secondo me la Scozia è ancora lì e anche la Catalogna, e non solo, la Scozia adesso uno dice va bene, ok, la democrazia è così di questo tipo, però dal punto di vista degli organizzatori è stata una cazzata gigante, perché tu fai una lotta di 300 anni e poi dopo, alla fine, dopo 300 anni arrivi lì finalmente per prendere la coppa e ti casca di mano. Cioè tiri il rigore alto. No, il referendum va fatto quando sei sicuro di vincere. Io purtroppo, anche forse per buona parte della disinformazione, anche ammesso che fosse possibile fare un referendum in questo momento per l'indipendenza della Lombardia o similari, lo perdiamo. Cioè non continuiamo noi a darci ragione nel nostro gruppo, no? In modo tale che siamo convinti che siamo tutti noi. Cioè nel momento stesso in cui noi domani andiamo a fare un referendum, che non ce lo fanno fare, comunque mettiamo anche che ce lo facciano fare, perché finché ce lo facciamo noi a Namitie viene fuori come quello della Catalogna, e quindi possiamo anche avere il 100% di risultati che tanto poi il giorno dopo ci dicono va bene, avete finito, vi siete divertiti, basta, no? Ma uno serio, tipo come quello della Scozia, cioè vale a dire che avrebbe effettivamente conseguenze sull'indipendenza, io non sono convinto che viene fuori che si vincerebbe, però i sondaggi ci dicono che mentre c'è un largo consenso, infatti cerchiamo di andare in quella direzione per avere lo statuto speciale, invece l'autonomia, no? Cioè proprio la secessione o così tipo, non avrebbe la maggioranza. E quindi attenzione, cioè, perché non è che uno dice basta invocare il referendum, se tu invochi il referendum poi dopo lo devi vincere. E in ogni caso, ripeto, non sarebbe secondo me la sequenza giusta, perché prima cosa ci ha insegnato questa crisi? Due cose: uno, che il referendum va vinto, prima cosa che ci ha insegnato la Scozia, e due, che la libertà passa per la moneta. Quindi prima ci riprendiamo la nostra moneta, evitiamo di lasciare, perché sai, essere indipendenti e dopo dover andare in ginocchio a Bruxelles o a Francoforte non è il massimo della vita, sinceramente, perché saremo come la Slovenia o qualcosa del genere. Per cui prima noi ci riprendiamo la nostra moneta, che abbiamo capito che la libertà passa da lì. E quanto la libertà è vero che la libertà passa da lì, lo vediamo proprio in questi richiami che ci stanno facendo. Cioè, vale a dire, qui compiti a casa, le cose similari. Ecco, qualcuno sta andando a dire, o a me è mai andato a dire all'Inghilterra che compiti deve fare a casa propria? Nessuno. Perché? Sono più bravi, sono più forti, sono più simpatici, sono più virtuosi, hanno meno debito pubblico, hanno meno deficit. No, hanno la loro moneta. E nessuno gli può dire nulla, perché non danno il guinzaglio. Per cui, per essere padroni a casa nostra, dobbiamo essere padroni dei nostri soldi, dobbiamo essere padroni non dobbiamo dire grazie a nessuno e non dobbiamo prendere a prestito soldi a nessuno, perché sennò altrimenti sono libero ma c'ho lo strozzino fuori casa. Dobbiamo chiudere, però prima, visto che abbiamo parlato all'inizio di rubli, e tra l'altro c'è grande scandalo sui giornali, no, perché il Front National di Marine Le Pen ha fatto un prestito, ha ottenuto un prestito da una banca vicina alla russa, la Czech Russian Bank, se non ho capito era della Repubblica Ceca sta banca, sì, no? una specie di triangolazione. Forse anche pure russa, non è che mi interessa molto. Il problema è, io chiedo un prestito a una banca, che questa sia italiana, russa, cecoslovacca, ceca, francese, via dicendo, non vedo qual è la differenza. Se quello mi fa condizioni migliori vado da una banca russa, oppure americana, oppure del Sudafrica e via dicendo.
Quando invece i rubli arrivavano illegalmente era un altro periodo ed era un altro partito a beneficiarne. Questo lo ricordava Craxi davanti a Di Pietro in tribunale quando faceva il nome di una persona che adesso è tuttora molto importante. Come dire, aveva appena finito di dire Craxi, ma vi sembra possibile che Gardini facesse affari in Emilia Romagna e avesse interessi in Unione Sovietica senza pagare la tangente al Partito Comunista? Vi sembra possibile che il Partito Repubblicano sia buono solo adesso? È colpa del vecchio La Malfa, del giovane La Malfa, Spadolini invece è un santo? E vi sembra possibile che, e fa questo esempio qua, a Di Pietro. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista, e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se ne è mai accorto. Cosa non credibile. Stava parlando di quattrini, Craxi, Sì, di stava soldi, parlando di di rubli. Noi chiudiamo però con un omaggio. Attenzione, no, regia, qua dobbiamo sfondare. All'epoca poi oltretutto la Russia era una potenza nemica. Per c'è quello una erano piccola illegali i differenza. finanziamenti. Non chiedo il prestito in banca, vengo con la valigia di finanziamenti Adesso sono illegali. amici. Questo, Claudio, è una chicca, è l'inno del Montenegro, l'inno della flat tax. Fantastico. Ma fra l'altro, vabbè, vedo anche il simbolo sulla bandiera del Montenegro che mi piace. È di un'allegria strepitosa questo inno, in effetti. Mi viene voglia di diventare cafoni.